Come potete vedere abbiamo già il fonte battesimale davanti a noi, perché oggi abbiamo 4 battesimi, quindi la predicazione di oggi, diciamo così, parlerà del battesimo. E se ci alziamo iniziamo a leggere il capitolo 3, versetto 6 del libro di Genesi. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinte per coprirsi. Poi udirono la voce di Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Ed egli rispose: «Ho udito la voce nel giardino, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» Amen. Vi potete sedere. Naturalmente, in sé questo brano non parla del battesimo, però parla di una cosa molto particolare, cioè di come la conseguenza, se Adamo ed Eva non avessero peccato, oggi non saremmo qui a battezzare delle persone, non saremmo qui la maggior parte di noi ad essere già stati battezzati. Perché? Perché a causa di Adamo è morto qualcosa. Gesù ristabilisce qualcosa. Oggi vi voglio parlare di luce. Gesù ha detto un giorno: «Io sono la luce del mondo». E in questo brano noi leggiamo al versetto 7 che dice così: «Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi». Arrivato a un certo punto, è bellissima questa cosa, perché guardate un po', arrivato a un certo punto Dio chiama: «Adamo, dove sei?» La donna non conta. Chi è d'accordo con me? Qualcuno? Perché? Non c'è un perché, non voglio parlare di Adamo, oggi non vogliamo fare teologia di nessun tipo, sappiamo che l'uomo è già creato per primo ed è sufficiente questo per le donne. Amen? Niente, nessuno, perfetto. Che è successo? Arrivato a un certo punto, dopo aver mangiato il frutto, sembra che Adamo ed Eva ricevino una nuova rivelazione. Ricevono una nuova luce, si aprono gli occhi di questi due e si accorgono di essere nudi. Dice così, giusto? Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Ma in realtà questo aprire gli occhi non è stato positivo. In realtà loro sono diventati ciechi. Perché sono diventati ciechi? Perché Dio li cercava, ma loro non si sono fatti vedere e non l'hanno voluto vedere. Mi seguite? C'è stato un momento nella storia che quando Adamo si è accorto di essere nudo, si è vergognato di come era combinato e allora ha detto: «Dio non mi può guardare così». E lui stesso ha pensato: «Io non posso guardare Dio». Guardate che cosa dice ancora. All'udire la voce dell'Eterno che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Si sono nascosti. Loro hanno visto qualcosa che era sbagliato nella loro vita e non volevano vedere Dio e non volevano che Dio vedesse loro. Sono diventati ciechi. Si sono aperti degli occhi, ma degli occhi che non vedevano più l'amore di Dio nei loro confronti, ma hanno iniziato a vedere che Dio li poteva giudicare. Loro hanno aperto gli occhi e hanno detto: «Siamo nudi, Dio ci giudicherà, Dio verrà su di noi e ci punirà». Hanno perso di vista, ripetete con me, vista! Hanno perso di vista l'amore di Dio.
se lo sono scordati. I loro occhi si sono aperti, ma tendenzialmente loro non erano più propensi verso le cose di Dio, ma erano propense verso le cose della terra. La prima cosa che hanno fatto è stata quella di prendere del fogliame, delle foglie di fico, perché magari erano più resistenti, e si sono fatti delle tuniche, delle vesti per coprirsi. Ci siete? Sono diventati ciechi in realtà, loro non hanno più visto Dio. Da quel momento in poi Dio li ha allontanati da loro, ma non perché Dio li voleva allontanare da loro, poi c'è tutta una storia con l'albero della vita, ma Dio li ha allontanati da loro perché loro non volevano più vedere Dio. La conseguenza della disubbidienza e della mancanza di fiducia che hanno avuto nei confronti del Padre l'hanno pagata sulla loro pelle, e l'abbiamo pagata anche noi. Noi siamo discendenti di Adamo ed Eva, e come tali noi riceviamo tutto questo peso a livello spirituale e anche a livello umano. Noi continuiamo a morire perché Adamo è morto, quindi noi dobbiamo morire, ma spiritualmente noi ancora ci possiamo salvare. Amen. Questa è una buona notizia. Come? Leggiamo Giovanni, capitolo 9. Dal versetto 1: mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù disse: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Stiamo parlando del cieco nato. Gesù è arrivato a un certo punto, mentre passeggiava, vede questo cieco. È interessante notare che questo cieco non chiama Gesù, non gli dice guariscimi, non gli dice niente. Solamente gli apostoli si fermano e dicono: Signore, ma perché è cieco? Che cosa ha fatto lui? O è colpa dei suoi genitori? Ora noi sappiamo che il peccato produce peccato, il peccato produce morte, e la morte produce anche cecità. In questo brano Gesù però sembra che vuole dire qualche altra cosa, sembra che voglia dire che il peccato non è qualcosa che si collega alla malattia fisica. In realtà questo brano ci sta dicendo un'altra cosa, che questa malattia ha un significato spirituale che ha un valore eterno per tutti noi, e se noi riusciamo a cogliere il significato di quello che il Signore oggi ci vuole dire, probabilmente noi oggi apriremo gli occhi e veramente Gesù si manifesterà come luce nella nostra vita. Amen? Che cosa dice Gesù? Né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifeste in lui le opere di Dio. Siano manifeste in lui le opere di Dio. Le opere di Dio, tutte le opere di Dio sono manifeste in un'unica persona, in quell'unico cieco che non aveva nessuna malattia se non essere stato cieco fin dalla nascita. E badate, uno che è cieco fin dalla nascita non conosce che cosa vuol dire vedere. Amen? Ci siete? Nessuno che è cieco dalla nascita può sapere che cosa vuol dire vedere. È come se ci presentassero, non lo so, un mango. Cioè, avete presente il frutto del mango? Chi non l'ha mai assaggiato non può dire è buono o è cattivo, ma chi già l'ha assaggiato può dire mi piace o non mi piace. Ci siete? Il paragone più o meno è quello. Sono sensi diversi. Mentre parliamo della vista, lì parliamo del gusto. Quando noi assaggiamo una cosa nuova, noi possiamo valutare quella cosa nuova se è migliore o è peggiore. Amen? La stessa cosa è accaduta al cieco nato. Il cieco nato non poteva dire se era meglio vedere, perché lui non ha mai vissuto quell'esperienza. Noi lo guardiamo, anche noi in questo momento, voi state pensando, no, ma è meglio vedere. Ovvio, voi ci vedete. Ma il cieco nato non conosce quell'esperienza, non può dire è meglio vedere, non lo può sapere, non l'ha mai provato. Ci siete? Così chi è che nasce da Adamo? Se Adamo ha rinunciato a Dio nella sua vita, chi nasce da Adamo già conosce questo distacco da Dio, non può dire è meglio stare con Dio fino a quando non lo gusta. Fino a quando non sta con Dio non può capire che cosa vuol dire stare con Dio. Cercherò di essere breve, però voi seguitemi e capitemi. Va bene? Chi non è nato da Dio, cioè chi non è venuta alla conoscenza di Dio, non può dire chi è Dio. Ci siete? Ovvio. È come se noi fossimo nati ciechi spiritualmente, e per noi è la normalità.
Sapete, io ho un problema all'orecchio, mi fischia. Diciamo così, ho scoperto che era un problema quando ho scoperto che nessuno aveva questo fischio. Ma io ci sono nato così, cioè io questo fischio a me non dà fastidio. Ci siete? Un giorno così parlando per caso, visto che lavoro all'ospedale, figuratevi, dopo anni e anni, ho scoperto invece che ho un problema. Si chiama acufene. Ma a prescindere da questo, siccome io sono nato in questa situazione, cioè questo difetto all'orecchio io ce l'ho da che ne ho memoria, per me non era una malattia, era uno stato, io ero così, ma io non pensavo che tutti non avessero questo fischio, io pensavo che tutti, in un modo o nell'altro, avessero questo fischio. Va bene, dico, per me continua a non essere un problema perché ci sono abituato, però capisco che non è un bene, è un problema. Il cieco nato, alla stessa maniera, come fa a capire cosa vuol dire vedere se non l'ha mai provato? Sì, qualcuno dice i colori, ma il cieco nato ti dice che sono i colori. È come se io prendo uno di voi, l'hai mangiato mai il mango? È buonissimo. E che è un mango? Mango sa che cos'è? Mango sa la forma. Non me lo ricordo. Non so com'è. Comunque, questa è la situazione spirituale. Ecco perché Gesù dice affinché siano manifeste in lui tutte le opere di Dio. Tutte le opere di Dio, perché in quell'unica guarigione ci sono tutte le opere di Dio. Noi dobbiamo capire questo, perché nel momento in cui noi capiamo che tutte le opere di Dio sono concentrate in quell'unico miracolo, vuol dire che abbiamo capito che cosa ci vuol dire il Signore. E la prima cosa che ci vuol dire il Signore è che tutti siamo nati ciechi e che se noi riceviamo la vista, la luce di Dio, tutte le opere di Dio in noi sono compiute, tutte. Dì alla persona accanto a te, tutte le opere di Dio. Meraviglioso. Non lo dico io, l'ha detto Gesù. Va bene, dice così, ripetiamolo, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifeste in lui le opere di Dio, tutte le opere di Dio. Amen. Quindi, continuando al versetto 5 dice ancora, mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose sputò in terra, con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. Quindi Gesù è la luce del mondo, è la nostra luce, ma il cieco ancora non aveva visto la luce. Che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha preso del fango della terra, diciamo così, ha fatto tu, non ve lo posso fare mostrare più bello, ma ha fatto così, ha preso quel fango tra le mani, l'ha impiastrallato un pochino e l'ha messo negli occhi del cieco. Che cosa ha fatto? Qui ritorniamo ad Adamo. Adamo ha distrutto la creazione di Dio nei suoi occhi. Seguitemi. Adamo ha distrutto la creazione di Dio nei suoi occhi quando la prima cosa che lui ha fatto, ha guardato e ha visto che era nudo. I suoi occhi si erano aperti, sì, ma si erano aperti in maniera negativa, distruggendo l'opera di Dio. Gesù sistema il danno di Adamo e sistema gli occhi del cieco nato, che rappresenta ognuno di noi siamo quel piccolo Adamo cieco. E gli mette questo fango sugli occhi, ma ancora non è detto, ancora non è guarito il cieco. Quindi abbiamo detto che Adamo aveva distrutto i suoi occhi. Gesù, in quanto Dio è vero creatore, ha ricomposto gli occhi del cieco nato, i nostri occhi. Al versetto 7 dice ancora, poi gli disse, va, lavati alla piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. E qua c'è il senso del battesimo, perché se è vero che Dio è un Dio che opera miracoli, è anche vero che Dio preferisce avere anche la nostra collaborazione. Dio non fa niente per fini diciamo così puramente miracolistici, perché deve fare il miracolo e si deve far vedere che è grande, ma Dio vuole prendere le cose piccole della terra e le vuole fare diventare grandi alla sua presenza. Che cosa gli dice? Vai e vatti a lavare, vai e lavati la faccia. Non c'è scritto quello che intendeva dire, ma lui è andato e si è andato a lavare alla vasca di Siloe, si è lavato la faccia e ci ha visto.
Che cosa significa? Che il cieco nato ha fatto due cose importantissime, due cose che Adamo aveva distrutto come aveva distrutto i suoi occhi. I suoi occhi erano stati distrutti da due atteggiamenti: la mancanza di fede in Dio, perché Dio gli aveva detto non mangiare e lui ha mangiato, non si è fidato di Dio, si è fidato del serpente, e la disubbidienza, ha disubbidito all'ordine, al comandamento di Dio, ha fatto quello che non doveva fare. Fede, mancanza di fede e disubbidienza. Il cieco nato è l'opposto di Adamo, ha fede in Gesù perché si fa manipolare gli occhi, toccare gli occhi da Gesù, e ubbidisce a Gesù e va a lavarsi. Il cieco nato recupera quello che aveva perso Adamo, come noi possiamo recuperare quello che aveva perso Adamo. Il battesimo non è un semplice modo di farsi vedere e di vedere quello che facciamo, ma è un'ubbidienza alla fede che già abbiamo ottenuto. È un'ubbidienza alla fede che già Gesù ha attuato nella nostra vita. Gesù è venuto verso di noi, ha preso del fango, ha messo nei nostri occhi e poi ci ha detto: ora lavati. A conferma di questo vi voglio leggere il famosissimo passo di Marco, capitolo 16, versetto 15. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Il cieco nato ha creduto. La conseguenza di questo credere è stato il battesimo. Voglio aprire una piccola parentesi, ma non per polemica. Perché non battezziamo i bambini? Perché i bambini non seguono questa procedura: credere, battezzare. Gesù ci dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato. Questa è una parentesi che credo che sia importante, perché se io non credo non ho la necessità del battesimo. Amen? Quindi io vi voglio dire, la mia domanda all'inizio era: è meglio vedere o non avere visto mai? Probabilmente è meglio vedere, cioè cambiare la nostra posizione. E spesso e volentieri noi eravamo, siamo, non lo so, molti di noi saremo ancora. Vangelo ha un significato particolare, la parola Vangelo. Dalla parola Vangelo vengono tante parole che noi non comprendiamo. Ad esempio angelo vuol dire colui che porta un buon messaggio. Angelo, Vangelo, vedete che è la stessa parola, è molto simile, perché Vangelo vuol dire messaggio, ma molto di più vuol dire una stupenda notizia, una fantastica, meravigliosa notizia. Ora certe volte Gesù, guardate che dice, poi disse: andate per tutto il mondo e predicate. E predicate? No, la fantastica e meravigliosa notizia. Traducetelo così: andate in tutto il mondo e predicate la fantastica e meravigliosa notizia a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi è meglio avere notizie cattive o è meglio avere notizie meravigliose? Avere notizie meravigliose. Il problema è che molte volte noi guardiamo a queste notizie meravigliose come se fossero fuori dall'altro mondo, extraterrestri. Sono talmente belle che non ci crediamo e continuiamo a vivere da ciechi. Mentre il Vangelo è una meravigliosa notizia, è qualcosa che non è semplicemente lavarsi qua 2 secondi e boh. Battesimo viene da una parola, significa dalla parola greca baptizzo, e significa immerso o allagato. Il battiscafo delle navi è completamente immerso in acqua, ma lasciamo perdere queste quisquiglie. Il battesimo ha un significato che è molto più importante di quello che noi immaginiamo, anche se non è come si dice, un requisito per la salvezza, perché se io credo in Gesù e subito dopo muoio, vi ricordate il buon ladrone sulla croce? Non si è battezzato, non ha avuto il tempo, poveretto, ma Gesù gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso.
ok? Non è un requisito per la salvezza, è un requisito per la fede che abbiamo ricevuto e quindi per mezzo della fede poi ubbidiamo, ma ha un altro significato che non è da sottovalutare. Il battesimo è una manifestazione della croce. Come Gesù è morto sulla croce, è stato seppellito, dopodiché è risorto dalla tomba, il battesimo ha questo stesso significato. Il vecchio Adamo che è noi, quello cieco, quello che ha rovinato i suoi occhi, come il cieco nato, si immerge nell'acqua e risorge a nuova vita. Simboleggia la morte di Gesù, simboleggia noi che moriamo insieme a Gesù, simboleggia il nostro spirito che dalla tomba, quegli occhi che erano morti, ritornano a vita grazie a Gesù. Il battesimo è un simbolo fantastico perché ci fa avvicinare a Gesù, alla sua morte e alla sua resurrezione. Anche noi moriamo e risuscitiamo. Ditemi voi se questa non è una buona notizia. Se l'uomo vecchio che è in noi muore definitivamente e ne risorge uno nuovo, glorioso come quello che è stato Gesù, ditemi voi se non è questa una buona notizia. Bellissimo. Amen. E io vi voglio rileggere quella parte che dice così: affinché siano manifeste in Lui le opere di Dio. Cioè, se noi vogliamo le opere di Dio nella nostra vita, ma non quelle che fino ad ora abbiamo vissuto da cristiani semplici, diciamo così, ma da cristiani straordinari, toccati dalla mano di Dio, toccati dalla sua potenza. Se noi vogliamo vivere una cristianità, che è pure sbagliato dire cristianità, non è così, perché questo tipo di resurrezione che ha avuto il cieco nato ha fatto sì che Gesù con quel cieco diventassero una cosa sola. Guardate poi che dice, è arrivato a un certo punto. Giovanni sempre al capitolo 9 versetto 35. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi tu nel figlio di Dio? Ed egli rispose e disse: chi è, Signore, perché io credo in lui? E Gesù gli disse: tu lo hai visto, è proprio colui che ti sta parlando. Allora gli disse: io credo, Signore. E l'adorò e diventò una cosa sola con Gesù. Il rapporto tra divinità e credente è quello che la maggior parte di noi hanno vissuto nella propria vita, ma il rapporto che si instaura tra il cieco nato e Gesù è diverso, è quello tra padre e figlio. Amen. Quanti di voi hanno i figli lo potete capire, ma anche che figlio con i propri genitori lo possono capire. Significa che tu con tuo figlio hai un legame particolare, ti può far arrabbiare tuo figlio fino alla morte, ma tuo figlio resta. Ci siete? Mentre se un estraneo si comporta un decimo di come si comporta vostro figlio con voi neanche lo calcolate. Mi spiego, riuscite a capire quello che vi voglio dire? Fino a quando noi non diventiamo figli di Dio, Dio, diciamo così, sì, si prende cura di noi al pari di un estraneo. Ma quando noi diventiamo figli di Dio, figli veramente figli di Dio, ma figli con la F maiuscola, Dio si fa cavare gli occhi per noi. Lui dice che noi siamo la pupilla dei suoi occhi. Noi siamo la pupilla dei suoi occhi. E come si diventa figlio? Non mi venite a dire che tutti siamo figli, perché quanti di voi conoscono il credo? Il credo apostolico, tutti lo conosciamo. Crede in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Lo sapete? Crede in Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio. Quindi Dio quanti figli ha? Uno. Se non credete nella Bibbia dovete credere nel credo apostolico. Dio ha un solo figlio. Noi siamo figli adottivi nella misura in cui vogliamo essere adottati. Ma se noi siamo figli adottivi ci dobbiamo comportare da figli, non ci possiamo comportare da estranei. Questo significa che non possiamo chiudere la porta a Dio e aprirgliela solo quando abbiamo bisogno. Amen? Ci siete?
Quindi io mi avvio alla conclusione. Oggi vedete anche che qua c'è il vino e il pane. Oggi faremo anche la Santa Cena, ma solo per i battezzanti. Quindi vi voglio spiegare anche velocemente il significato del vino e del pane. Anche questi sono simboli. Il battesimo e il vino e il pane, la Santa Cena, sono due ministeri, due sacramenti che ha istituito Gesù. Questo è un memoriale. Noi ricordiamo la morte di Gesù, ma ricordiamo anche che Gesù ritornerà. Il pane e il vino non ci ricordano solo il sangue e il corpo di Gesù, ma ci ricordano anche che Gesù è risuscitato e ritornerà. Il battesimo e la Santa Cena sono strettamente collegati tra di loro, perché tutte e due parlano della morte e tutte e due parlano della resurrezione di Gesù e tutte e due parlano della sua venuta. Amen? Ok, allora. Ci alziamo un attimino. Signore, in questo momento noi vogliamo venire alla tua presenza. Vogliamo, Signore, che in questo giorno tu rinnovi in noi, Signore, quella luce che hai fatto risplendere nella nostra vita. Vogliamo, Signore, che tu rinnovi ancora nella nostra coscienza, nella nostra anima, nel nostro spirito, quella luce splendente che viene dal tuo volto glorioso, dal tuo volto santo, dal tuo volto celestiale. E per quelli, Signore, che sono qui per la prima volta, per quelli che ci ascolteranno da casa, Signore, io ti chiedo, Signore, di prendere quel fango che tu hai tratto dalle tue mani, Signore, e di toccare gli occhi, Signore, con potenza, come hai fatto con quell'unico cieco dove tutte le glorie tue, Signore, si sono manifestate. Tutto il tuo amore, tutta la tua gloria, tutta la tua potenza, tutta la tua maestà, in quell'unico gesto, in quell'unico uomo che rappresenta ognuno di noi, ognuno di loro. Signore, prendi quel fango e spargilo negli occhi. Prendi quel fango, Signore, per recuperare la vista. Prendi quel fango, Signore, per riparare al danno di Adamo. Nel nome di Gesù, nel nome tuo santo, Signore Gesù, prendi quel fango e tocca i nostri occhi. Signore, non vogliamo, Signore, che tu ci abbandoni a quel livello. Noi vogliamo superare e andare oltre. Vogliamo andare alla piscina di Siloe, Signore, dove tu ci mandi. Tu ci hai mandato, Signore, a lavare i nostri occhi, a battezzare le nostre vite. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, noi vogliamo immergerci, Signore, nell'obbedienza della tua parola. Come quel cieco nato ti ha obbedito, eppure gli occhi già erano toccati dalla tua mano, ma tu hai preferito la sua collaborazione e la sua obbedienza. Tu hai preferito che lui si lavasse nella vasca di Siloe. E in questo giorno, Signore, vogliamo fare questo gesto, questo movimento, Signore. Vogliamo andare verso la vasca di Siloe in obbedienza e lavarci. Vieni, Signore eterno. Tocca il profondo del nostro animo. Tocca la nostra coscienza, Signore. Tocca il nostro spirito in questo giorno, Signore. Vieni a risuscitare le nostre vite nel nome di Gesù Cristo. Vieni a risuscitare le vite dei morti, Signore, nel nome di Gesù Cristo. In questo giorno, Signore, stendi la tua mano. Non permettere che la senape muoia a terra senza dare frutto. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Vieni a benedire questo giorno per noi, per i presenti, Signore, per quelli che ci ascoltano, Signore. Vieni a benedire, Signore, soprattutto per i battezzanti. Nel nome di Gesù. Grazie, Signore.